Roberta Nesto, l'abbiamo citata già, ma voglio ripetere un po' di titoli perché poi ce ne sono tantissimi: sindaco, sindaca, poi vediamo, adesso decidiamo insieme, di Cavallino Treporti, coordinatrice del G20 delle spiagge, presidente, l'abbiamo detto, delle associazioni sindaci del litorale veneto, che ovviamente organizza questa bellissima manifestazione. Allora, intanto sindaco o sindaca? Allora, io da sempre lascio libertà perché qui ci sono varie edizioni. Sulla carta intestata del comune mi sono sempre firmata come la sindaco. Questa è una ulteriore variazione sul tema, non facile per me. Non ve la sto qua a spiegare, ma è molto semplice la spiegazione. Il ruolo è il ruolo di sindaco, però il mio femminile lo ribadisco. Va bene, allora, ci aiuti a capire però intanto un po' dalle sue origini cos'è il Summit, come nasce questa idea, come diventa una manifestazione così irripetibile come un po' la Costa Veneta. Allora, diciamo che la conferenza dei sindaci nasce per un'idea innovativa dell'allora sindaco di San Michele al Tagliamento, Bibbione, Pasqualino Codognotto, con un'azione dal basso, spontanea, di confronto tra i vari sindaci. I sindaci si incontrano, si scambiano, come diceva peraltro il senatore prima, no? Speranzone diceva, i sindaci si confrontano, eccetera. Ecco, è nata così. Poi Regione Veneto, che qui ringrazio, ha veramente cristallizzato in una norma di legge. Questa norma di legge, che faceva parte di tutto il filone degli enti locali, e abbiamo sempre avuto anche nel recente periodo la vicinanza dell'assessore agli enti locali, oltre che dagli assessori dei vari filoni competenti, il turismo, Caner tra l'altro non c'è oggi perché sta male, ma saluto anch'io l'assessore Corazzari, quindi tutti gli assessori di Regione Veneto sono molto vicini oltre che il Presidente. E quindi la conferenza diventa un'istituzione, diventa un organismo, una conferenza, diventa anche un'associazione. E quindi comincia il nostro percorso. Abbiamo fatto tante attività, oltre al confronto, tante attività che però richiedevano un momento di confronto orizzontale e verticale, cioè orizzontale tra sindaci, tra comunità, tra sindaci, pubbliche amministrazioni e le comunità e gli imprenditori, ma anche verticale, cioè rispetto allo Stato, rispetto a Regione Veneto, rispetto a quindi anche la comunità europea, e quindi un confronto che si esplicasse in tutte le sue declinazioni, perché l'uomo e l'agire umano non sono fatti a compartimenti stagni, la pubblica amministrazione non è un compartimento stagno e una società e una comunità abbisognano di tanti apporti, e la complessità del mondo di oggi, non lo dico io ma è esperienza comune di tutti, necessita proprio l'interazione, la condivisione, la rete, e proprio su questo rafforzare le nostre comunità non concorrenti, come diceva il sindaco Armelao prima, reputazione della Costa Veneta da rafforzare. Tutti questi temi ci hanno portato a dire che avevamo bisogno di un confronto annuale, almeno annuale, e così nasce il Summit, che viene poi arricchito dal lavoro trasversale dei tavoli, che viene concluso con questo convegno, al quale segue poi un documento importante di cui parleremo dopo, e seguono anche dei riconoscimenti per i comuni e per le aziende che nei nostri comuni si sono contraddistinti, no? Tra l'altro nella stampa nazionale sono usciti i nomi di tutte le aziende, oltre che l'iniziativa Summit del Mare, di tutte le aziende che appunto verranno premiate tra un po'. Quindi io credo che questa rete, questo lavoro futuro sia l'unica ricetta possibile per cosa? Per rendere le nostre comunità veramente sostenibili, per avere una declinazione completa e chiara, perché i sindaci da soli non si bastano, i sindaci sono bravi, a volte sono eroi, a volte sono un po' meno bravi, come tutti, però se non c'è un'azione condivisa e corale, credo che la nostra azione non possa essere efficace. Allora io con lei vorrei ripartire un po' dai numeri, dai loro
l'orgoglio della Costa Veneta. Io qualcuno l'ho detto, altri li avete già dimostrati voi, in gran parte sono i punti di forza della Costa Veneta, però con lei vorrei affrontare anche un po' il tema, diciamo, delle debolezze, infrastrutture, lavoro, collegamenti, che ogni comune ha le sue criticità, poi ce ne sono alcune comuni a tutti, e vorrei capire in quale chiave, con lei facendo il passo avanti, possono essere meglio risolte anche, diciamo, nella declinazione di questo progetto con il G20. Allora, il G20S è un network spontaneo tra 20 località turistiche, il network italiano, quindi c'è Arzachena, Sardegna, c'è Vieste, Puglia, c'è Taormina, Sicilia, ovviamente ci sono grandi comuni della costa romagnola, c'è Lignano, quindi insomma avere qui la collega Laura Giorgi mi fa molto piacere, c'è Castiglione della Pescaia, Grosseto, insomma ci sono grandi entità. Ovviamente c'è quasi tutta la costa veneta, ma non dico quasi semplicemente perché il limite del 1 milione di presenze turistiche è un po' uno spartiacque, però a me fa sempre piacere se tutta la costa veneta partecipa in questo percorso, perché i temi sono veramente trasversali. Il G20S oggi ha iniziato un'importante procedura. C'è stata l'audizione nella 10ª commissione della Camera a luglio. Abbiamo presentato quella che è la nostra idea di percorso. Abbiamo sicuramente bisogno di risorse, ma paradossalmente abbiamo più bisogno di una norma, di una cornice, di un riconoscimento e di poter anche liberamente utilizzare l'imposta di soggiorno, per esempio. Abbiamo bisogno di personale nei comuni per dare risposta al privato. Io dico sempre che la nostra richiesta di una legge, di una cornice sulla comunità marina serve più al comune e ai residenti piuttosto che ai turisti. I turisti sono già accolti e direi in maniera più che soddisfacente dai nostri imprenditori. Sono coccolati, seguiti, se il pubblico fa acqua da qualche parte, l'imprenditore tampona. Quello che invece è il grosso problema è che se non abbiamo una comunità residente che sta bene, che è accogliente, che quindi trova soddisfazione nel stare in quel luogo, facciamo fatica ad avere quello che è un territorio accogliente, oltre che alla comunità. Quindi quello che a noi serve oggi come oggi è veramente avere degli strumenti efficaci, quindi avere la sanità adeguata per i nostri residenti, per i nostri turisti, avere i depuratori adeguati, avere il personale del comune che riesce a soddisfare non solo le esigenze del demanio, partita difficilissima oggi, ma anche le esigenze della comunità residente, i servizi, avere asili nido, avere le scuole che funzionano, edifici in ordine, avere un territorio curato, cioè, e poi, e qui lo dico perché tutti i sindaci sono veramente sensibili a questo tema, poter garantire la sicurezza, perché la sicurezza è l'inizio di tutto. Se i nostri territori sono sicuri per i nostri residenti, sono sicuri per i nostri turisti, sono sicuri per tutti. Quindi Costa Veneta è sicura, ma possiamo far di meglio, dobbiamo far di meglio. E quindi questo tema è importante e stiamo appunto portando avanti questo tema con chi? Deve essere una legge dello Stato italiano che poi avrà ripercussioni anche a livello regionale, e quindi abbiamo raccolto il sostegno e il supporto del nostro governo, dei nostri parlamentari locali, della nostra regione, e perciò confidiamo che a breve veramente ci sarà uno step importante. Grazie, e l'avevo anticipato nell'introduzione, con lei vorrei trattare il tema delle cosiddette città fisarmonica. Talvolta i cittadini di queste città fisarmoniche vivono i turisti, sebbene con gratitudine, perché ovviamente portano molta ricchezza in tutti i sensi al territorio, però la vivono anche con una certa difficoltà, con una sorta di senso di invasione dei propri spazi. Allora a lei chiedo intanto come possono essere superate queste difficoltà e se manca tuttora un riconoscimento da parte, diciamo, dello Stato con una legge
chiaramente ad hoc, che possa tenere conto di queste specificità relativamente ad alcuni comuni. Insomma, lo Stato vi deve pure aiutare e mettervi in condizione di poter operare al vostro meglio. Qual è la richiesta delle città fisarmonica? Allora, la richiesta concreta, quindi, per scendere nello specifico, è quella, oltre al riconoscimento della cornice appunto di comunità marina, di status di città balneare, come dir vogliamo, è quella di avere delle singole manovre che possano veramente agevolare la vita a tutti noi. Faccio un esempio: il comune può assumere in base a dei parametri che sono fissati in base a dei numeri che sono tarati sul numero degli abitanti residenti. Non può essere che questo sia sufficiente, perché faccio l'esempio di Cavallino Treporti: 13.500 abitanti d'inverno, 120-130.000 abitanti con i turisti, quindi stanziali in luglio ed agosto. L'indice di pressione turistica, che è una cosa interessantissima, cioè praticamente rispetto a 100 abitanti Lignano Sabbia d'Oro ha un indice di pressione turistica di 147,60, se non sbaglio, chiedo conferma alla collega Giorgi. Roma ha 2,6. Questi sono i dati, il rapporto tra cittadini e turisti. A Roma, dove si parla spesso di overtourism, parliamo di 2,6, a Lignano parliamo di 147,70. Ecco, quindi i dati, i numeri, a volte bisogna citarli perché sono significativi, ed è proprio per questo. Quindi cosa chiediamo? La domanda della nostra giornalista: chiediamo degli strumenti operativi, cioè di poter usare l'imposta di soggiorno, di poter adeguare i nostri uffici, di poter utilizzare le risorse che già ci sono nel nostro bilancio comunale in maniera più libera per dare risposta adeguata, ma anche ovviamente di entrare, per esempio, faccio un altro esempio, nei fondi del PNRR. Perché si è pensato ai piccoli comuni inferiori ai 5.000 abitanti? Si è pensato alle città metropolitane? Tutto giusto, ma forse si doveva pensare, e non è colpa di questo governo, perché le regole erano già state dettate, però purtroppo non si è riusciti a correggere, si doveva pensare anche alle nostre città, dei canali, dei fondi, delle procedure giuste e calibrate, perché potevamo veramente avere soddisfazione di quei famosi SKEI di cui tutti abbiamo bisogno, cioè non è che dopo viviamo senza, però il problema di fondo è che oggi non c'è proprio la sensibilità nei confronti di queste nostre entità. È questo che noi dobbiamo cambiare: la visione, la cultura e l'approccio al nostro mondo, perché noi siamo il ponte verso l'Europa, siamo il ponte del Made in Italy. Chi viene da noi, gran parte è il turista straniero di lingua tedesca in particolare, e compra l'Italia, e se facciamo bella figura, fa bella figura l'Italia. Credo che questo sia il tema veramente che deve far fare la svolta. E allora io con Roberta Resto avrò poi un momento di chiusura e le chiederò, a parte altre domande a sorpresa, anche cosa pensa di quello che diranno i nostri assessori regionali. Sono lì, li sento anch'io, a proposito del lavoro svolto dai sindaci. Trarremo insieme delle conclusioni. Allora, grazie a Roberta Resto che rimane qui con me.